Martedì 8 ottobre 2024, dagli studi di Radio ABM Marco Crepaz, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Incominciamo con quello del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la sanità bellunese, infermieri in fuga, in arrivo il part-time. L'azienda sanitaria bellunese si muove per frenare l'emorragia di professionisti, l'appoggio dei sindacati, più flessibilità proposta a tutti i dipendenti over 59 dell'USL Dolomiti, part-time flash, part-time ad hoc per gli over 59. L'USL numero 1 Dolomiti mette in campo una serie di iniziative per scongiurare le dimissioni volontarie degli infermieri, un fenomeno che dal 2020 ha colpito a fondo le strutture sanitarie bellunesi. La soluzione è arrivata grazie alla collaborazione dei sindacati di categoria che hanno portato sul tavolo le esigenze del personale. Gli over 59 potranno scegliere tra tre tipi di orario: 18, 24 e 36 ore. L'approfondimento di Dalanese a pagina 17. Calderone ad Agordo, il ministro visita Luxottica, qui il welfare è caso da studio. Calderone, titolare del lavoro, ha radici agordine. L'approfondimento di De Barba lo troveremo a pagina 28. L'associazione ASSI ha mappato 20 percorsi a misura di disabile e li ha raccolti in una guida ai sentieri accessibili, un'occasione per il turismo. Davide Giozzetti e Oscar De Pellegrine testano uno dei 20 sentieri accessibili alle Corezzine e li vediamo appunto in questo scatto. L'approfondimento di Ruffini a pagina 18. Nelle cronache, gli albergatori, chi di dovere non ha pensato alla pulizia, alloggi per le forze dell'ordine. Alla base del problema, secondo Federalberghi, c'è l'assenza di una programmazione fatta in anticipo. L'approfondimento di Michielli a pagina 16. Giochi a Cortina, la Pontalpina Fratelli De Pra vince l'appalto per il villaggio. C'è la Fratelli De Pra di Ponte nelle Alpi nell'associazione temporanea di imprese che costruirà il villaggio olimpico a Fiames. L'approfondimento di Dalmas a pagina 29. E ancora domani 61esimo del Vaionti, superstiti noi al fianco di chi dice no al Vanoi. Associazione Vaionti, il futuro della memoria in assemblea. Chiesto l'ingresso di Erto, Vaionte della regione Friuli Venezia Giulia nella fondazione. L'approfondimento di Decol a pagina 19. Questi dunque i titoli di richiamo riferiti alle notizie prettamente bellunesi che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è la seguente, a piena pagina: espropri a parrocchia e regole, area di premiazione nella zona del trampolino di Zuel, necessario occupare aree boschive, oggi via alla procedura. Le Fratelli De Pra di Ponte nelle Alpi nell'associazione di imprese che costruirà il villaggio olimpico di Fiames. La foto di copertina ci porta al Vaionte, l'anniversario Toigo della UIL, lezione da non dimenticare. I 60 anni del Vaionte, padrin, presidente della provincia nonché sindaco del comune di Longarone, Mattarella è stato il simbolo. Le attività per il 60° anniversario del Vaionte, simboleggiato secondo Roberto Padrin dalla visita di Mattarella, hanno portato 150.000 visitatori e Toigo, feltrino segretario regionale UIL, lezione da non dimenticare, il Vanoi non diventi un altro Vaionte. L'approfondimento di Santin a pagina 10. Belluno, oltre alle vette, nel vivo, sbarca anche nei cinema. L'approfondimento di Brida a pagina 15. Il riconoscimento, famiglia Feltrina premia Tutti in Campo. A Tutti in Campo, associazione che si occupa di utenti con problematiche di salute mentale e dei loro familiari, il riconoscimento Beato Bernardino. L'approfondimento di Scartona a pagina 8. Bus a chiamata, in 4 mesi 20.000 passeggeri. Dolomiti Bus presenta dati positivi, annuncia 5 nuovi mezzi elettrici. E ancora Belluno, guida ubriaco e drogato via patente auto. Al volante con un tasso alcolico di 2,4 e sotto l'effetto di cannabinoidi, sottoposto ai test dopo un incidente, ha perso patente e vettura. L'approfondimento di Marsiglia a pagina 5. I rifugi festeggiano, più turisti, soprattutto stranieri. La firma dell'articolo è di Di Bona, la troveremo a pagina 2. E sempre di Di Bona, la settimana del CAI, a Oronzo, giornate dell'escursionismo, disabili accompagnati nei sentieri. E a pagina 2 troviamo appunto il turismo in provincia di Belluno, dedicato questo speciale ai rifugi, l'accoglienza in alta montagna, rifugi, va in archivio un'estate con i fiocchi. La neve ha caratterizzato l'inizio e la fine della stagione turistica ed ha scoraggiato più gli italiani che gli stranieri abituati a muoversi comunque. Bene, agosto, consueto affollamento al Vandelli, resta aperto fino a fine mese il Palmieri.
E siamo sempre a pagina 3, l'esercito del CAI, 1000 in quota, è stata un successo l'annuale settimana dell'escursionismo organizzata il mese scorso dal club fra Trecime e Val d'Ansier. Tra gli ospiti della Gregoriana anche molti disabili portati dai volontari in mezzo ai boschi grazie ad apposite carrozzine. Positivo il bilancio della Kermesse, nelle parole del presidente regionale Frigo, grato ad Alpini e Protezione Civile. La meraviglia dei soci giunti dalle sezioni del Meridione sorpresi da una perturbazione quasi invernale. Siamo a pagina 5, fatto di cronaca, al volante ubriaco e sotto l'effetto di droga. L'uomo coinvolto in un incidente aveva un tasso di 2,4 ed era anche positivo ai cannabinoidi, via patente d'auto. Controlli della polizia nel fine settimana a 37 persone, revocate 5 patenti e si proseguirà fino al 3 di novembre. In diversi casi c'era un autista che aveva deciso di non bere per il rientro in sicurezza. Un alpagotto guida il dolciario italiano, Cristiano Gaggione, eletto a Roma alla presidenza delle categorie, in pole position anche per gli alimentaristi. E sempre da questa pagina Belluno, numero speciale del Dolomiti per ricordare il suo fondatore. L'Istituto Bellunese di Ricerca ricorderà Don Sergio Sacco. Notizia invece che interessa il nostro museo, il MIM Belluno. Ritornano le visite delle scolaresche al Museo Interattivo delle Migrazioni. Il MIM ha accolto un gruppo di studenti dell'Alberghiero. Siamo a pagina 7, Trillo sposta più persone e taglia i costi, bilancio positivo per il servizio di trasporto a chiamata, 34% in più di passeggeri rispetto alle corse di linea, abbattuto del 60% anche il consumo di carburante. Dal 2025 i tempi di prenotazione passeranno da 2 a 1 ora. Politica, il PD critica l'intervento di Cavarzano, ma il governo è rimasto immobile. Il consigliere Sokal replica alle accuse sul taglio delle piante, notizia a firma di Federica Fant. Passiamo invece alle notizie che interessano il Feltrino. Siamo a pagina 8 del Gazzettino di Belluno. Tutti in campo, vince il premio della famiglia feltrina. L'associazione si occupa di assistenza a chi è affetto da disturbi psichiatrici. Santa Giustina, salute mentale, comune USL in prima fila, l'amministrazione aderisce al progetto dell'azienda sanitaria. E continuiamo con Santa Giustina, Unifarco investe sulla longevità. L'azienda leader nel settore della cura e cosmesi si affianca al Gemelli nello studio pilota per migliorare la qualità della vita, avviata anche una collaborazione con l'Università di Padova sulle coltivazioni a chilometro zero di specie montane nel Triveneto. Gianni Baratto, ci confermiamo partner per università e istituzioni a livello globale. Serena del Grampa, tutto è pronto al micronido, subito incontro con i genitori. Ancora dal Feltrino, 7 ville, Dorinda, un secolo tra lavoro in Finlandia e lo sciopero punito. 61esimo del Vaillant, la giornata di domani, siamo a pagina 10, Vaillant in archivio un 60esimo da record, a un anno dalle celebrazioni per i 6 decenni della tragedia, la fondazione diffonde i dati che ne hanno scandito gli eventi. In un anno i visitatori stimati sono stati 150.000, bilancio chiuso con 6.000 euro di utile nonostante i numerosi impegni. Per il presidente Padrini l'immagine simbolo resta la commozione di Sergio Mattarella al cimitero di Fortogna. Chiesa del Pago, campionato dei vini eroici, oro a terre alte. Continuiamo con Cortina. Cortina Banca per il territorio, l'unico istituto bancario con sede in provincia, conferma il suo sostegno a studenti e associazioni. Il termine per presentare le richieste di contributo esclusivamente online scadrà giovedì 31 ottobre. Comelico Superiore colpito da una pianta, ferito 51enne in Val d'Igon. E ancora Feltre, campionato mondiale di pesto, Diego Ferigo qualificato. Santo Stefano, la parola pace riecheggia al rito in ricordo dei caduti. E continuiamo con le notizie, in questo caso che ci portano alla lettura del Corriere delle Alpi. Queste sono le notizie principali che troverete nell'edizione del Gazzettino di Belluno. La prima notizia riferita al bellunese la troviamo a pagina 16. Verso le Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federalberghi Veneto, è mancato un piano sugli alloggi alla polizia. Il presidente Schiavone evidenzia l'assenza di una programmazione anticipata. Non scaricate le colpe su di noi, abbiamo sollecitato più volte la questione. Pirro, la fondazione non rinuncerà alle Camere, il presidente bellunese De Cassan, il problema va risolto insieme. E adesso a pagina 17 la notizia che ha aperto questa edizione del Corriere delle Alpi, la sanità in provincia di Belluno, part-time flash e per gli over 59. Così l'USL trattiene gli infermieri, Lorella Vidori, Nursing Up, l'azienda risponde alle richieste dei dipendenti per stoppare la loro fuga. Nel 2023 ha registrato poco meno del 50% di dimissioni precoci tra il comparto.
Mobilità, Trillo in viaggio 19.220 utenti, ora sotto il collestra urbano, e continuiamo con pagina 18, sentieri accessibili anche in carrozzina, un'occasione per il turismo. L'associazione Assi mappa altri 6 percorsi per la guida. Giozzette, vogliamo sensibilizzare i gestori delle attività. La sentenza: imbrattarono la stazione, i 2 faranno volontariato, e ancora il progetto acquisti consapevoli con scuola e produttore. 2 notizie che ci portano nel capoluogo bellunese. E adesso siamo a pagina 19 del Corriere delle Alpi. Dal Paos: Vanoi, operazione inutile, basterebbe sghiacciare il lago del Corlo. L'ingegnere idraulico guarda ai nuovi lavori a Longarone. La variante: immagino che siano state prese tutte le cautele. L'intervista è a firma di Francesco Dalmas. E a proposito del Vajont, i superstiti, noi al fianco di chi non vuole la nuova diga. Appello alla fondazione, vogliamo nel CDA anche gli enti friulani. Padrine: per entrare servono 400.000 euro, trattiamo con la regione Friuli. Basta gruppi di potere che hanno interessi su una vallata per sfruttarne l'acqua. Continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 22, polisportivo, cantiere in ritardo, poche certezze per la Dolomiti, manca il direttore lavori e responsabile della sicurezza, oggi scade la gara, serve un anno per completare l'intervento, in bilico anche la 24 ore di San Martino. Feltre, ultimi interventi per la pista ciclabile, unirà Pedavena al centro di Feltre, si lavora lungo il tratto nei pressi della Forgia Alluminio, la strada sarà allargata per permettere l'accesso dei tir. Questo è il commento del sindaco di Pedavena Nicola Castellaz. Si raggiunge un duplice obiettivo: da una parte c'è l'aspetto turistico, dall'altra colleghiamo il paese alle scuole. Pagina 24, viabilità Feltrina, strada provinciale 37, completati gli espropri per ridurre i limiti di velocità. L'accordo con Veneto Strade riguarda le frazioni di Anzù, Nemeggio e Villa Paiera. Ai proprietari il comune ha corrisposto un'indennità per l'occupazione dei terreni. Concorso fotografico F-Cube, una finestra sul palio, vince il primo premio. 7 ville, in arrivo un pulmino per l'Auser al Caminetto. Altre notizie brevi dal Feltrino: si rende il Grappa, volontariato, Daniele Conz festeggiato per i 70 anni. Cesio Maggiore, un libro per scoprire la valle di Sant'Agapito. Scusate. Continuiamo con Santa Giustina, salute mentale, 3 incontri per sensibilizzare i cittadini, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. A pagina 26 invece il Corriere delle Alpi dedica spazio a Limana e scontro Tano de Zanet sui numeri del bilancio. La minoranza ribatte al sindaco, conti in ordine, impari a capire i meccanismi. Il sindaco: il rosso di 423.000 euro è un dato inconfutabile, usati troppi avanzi. Sedico, ragazzi con disturbi dell'apprendimento, incontro alla media. Borgo Valbelluna, serata alla Somps, uscita in valle per dire no al progetto Vanoi. E ancora Limana, dolci sapori in villa, torna la passeggiata tra paesaggio e gusto. Siamo in Alpago, dolciario di Confartigianato, Gaggion presidente nazionale. Il pasticcere Alpagotto, eletto all'unanimità a Roma alla guida della categoria, strada spianata per arrivare al vertice dell'intero comparto degli alimentaristi. Scusate. Soverzene ruba un furgone nella centrale, condannato a 2 anni e 8 mesi, e ancora da Soverzene ottiene la SEST per la 6ª volta la bandiera FIAB. Il paese premiato come comune ciclabile, impegno a mantenere questo risultato. E adesso siamo ad Agordo, il ministro del lavoro studia il welfare Luxottica. Marina Calderone in visita allo stabilimento, modello di organizzazione del lavoro, ricordate le sue origini agordine. A fare gli onori di casa del vecchio junior e l'amministratore Francesco Milleri, che vediamo appunto in questi scatti. Una visita per toccare con mano da vicino l'eccellenza di Luxottica sul piano del welfare integrativo aziendale per i lavoratori, ma anche per assaporare l'area di Agordo, paese di origine della mamma. Scusate. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha trascorso 2 ore intese ieri mattina nello stabilimento Luxottica di Agordo con Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del patron dell'azienda, a fare gli onori di casa assieme alla presidente amministratore delegato di Estilo Luxottica Francesco Milleri, al Chief Operating Officer Giorgio Striano e ai vertici aziendali. Cortina, verso Giochi Olimpici, villaggio a Fiames, ha segnato il cantiere la bellunese Fratelli De Pra nella squadra. L'impresa di Ponte nelle Alpi è già impegnata sulla pista da bob. Il titolare: stiamo rispettando il cronoprogramma. Pieve di Cadore, gioco di squadra tra gli eventi, torna il Capodanno in piazza, la sindaca Manusci e i commercianti a confronto sulle iniziative per le feste, un ruolo chiave della Proloco e dei cittadini nella valorizzazione del territorio.
Comelico travolto dal tronco appena tagliato, Boscaiolo in ospedale, Cortina soffia 2,48 e lo contesta, il tribunale lo condanna. Nella rubrica Giorno e Notte, il cuore a teatro, nel Feltino torna Arti in bilico, Casales e la Duse i diamanti. 6 appuntamenti per la terza edizione che si allarga da Feltre a Fonzaso. Da domenica al 30 novembre gli spettacoli spiccano omaggio alla Divina. Giovedì i riflettori puntati sulla rivista Dolomiti, l'ultima di Don Sergio, e ancora al Museo Mim, mostra per ricordare omaggio al Vaionte dei Bellunesi nel mondo, notizia che riguarda la nostra associazione. Vi ricordo che il museo offre questa mostra immersiva dedicata appunto al disastro del Vajont dal titolo 9 ottobre 1963, il risveglio degli emigranti. Dalla rubrica Cultura e Società, Verdi e la Corea, il cuore Chung, il grande maestro in tournée con la Fenice nel suo paese, si racconta l'esilio, l'amore per la moglie, il rapporto con Venezia, le amarezze e l'ironia. Passiamo al calcio, pallavolo Serie 3, Carnielli, il Belluno non è ancora al top, ma per il campionato saremo al massimo. Mountain bike e Coppa del Mondo, già da Spezia, 13ª sui prati del Canada, miglior risultato dell'anno. Pallamano Serie 3 Silver, impresa allo scadere, Belluno è carico e Ricocella una vittoria fantastica. Calcio di Serie D, Dolomiti, Toresin tranquillo, squadra ancora al 70%. Calcio di eccellenza, Borgo, mal di gol alla categoria è molto difficile. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Di notte leggera moderata diminuzione della nuvolosità con qualche nebbia sulla pianura e nelle valli, dal mattino alternanza di nuvole e rasserenamenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Bellun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.